Scoperto un intero nucleo familiare, padre di nazionalità marocchina, compagna e diversi minorenni, alloggiato in una discarica abusiva alle porte di Castelfranco Veneto. I militari della Guardia di Finanza di Treviso hanno effettuato un blitz in ben 3 discariche abusive della Marca trevigiana. La seconda si trova a Pieve del Grappa e anche in questo luogo c'era qualcuno che vi alloggiava, fortunatamente un uomo soltanto, anche lui marocchino. E la terza discarica è stata individuata a Fonte e quest'ultima era un deposito di veicoli fuori uso e parti di auto gestito da un italiano con precedenti che ci viveva con il figlio maggiorenne. Avevano trovato rifugio in un edificio abusivo con il tetto di amianto e dunque gravemente cancerogeno. L'italiano era anche dotato di cartucce da caccia e un pugnale. Per tutti sono stati coinvolti i servizi sociali per trovare loro una sistemazione in grado di tutelare la loro salute, anche se sono stati denunciati. Colpisce la quantità di rifiuti accumulata. Le 3 discariche messe assieme occupano un'estensione di 6.100 metri quadrati e ospitano rifiuti di ogni genere stratificati e poggiati su un suolo privo di pavimentazione. In particolare la discarica di Pieve del Grappa era costituita di apparecchiature informatiche e taniche contenenti idrocarburi e oli esausti e bombole di vario genere. È stato calcolato che la discarica di Fonte contiene inoltre 10.000 metri cubi di rifiuti. Per le altre 2 la quantificazione dei rifiuti sarà più difficile a causa della pericolosità dei rifiuti da avvicinare. Si tratta di aree che sono state individuate attraverso il monitoraggio aereo. Le Fiamme Gialle stanno inoltre verificando eventuali collegamenti con attività imprenditoriali operanti nel settore della gestione dei rifiuti.